Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi vi porto a vivere un'avventura un po' particolare e adesso vedremo perché. Con la mia moto sono arrivato in questo luogo che è un luogo che amo tantissimo. Questa che potete vedere davanti a voi, giù in lontananza, è la città di Bergamo. Qui mia mamma ha vissuto fino ai 35 anni, poi per 55 anni ha vissuto a Como, ma quando arrivava qui diceva sempre Madonna mela me Bergamo. Qui davanti la stazione della ferrovia di epoca ancora austriaca. E a fianco ci sono le due ex stazioni delle ferrovie Valle Brembana e Valle Seriana che percorrevano le due vallate e che naturalmente per l'incuria degli anni 60 e 70 sono state dismesse. Invece di fronte a noi si apre il viale Giovanni XXIII, che poi diventa viale Vittorio Emanuele e che ci farà salire alla città alta. Questo è il cuore della città bassa, Porta Nuova, realizzata nel 1800 alla fine di viale Papa Giovanni. La torre ai caduti, realizzata nel 1920 a ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale, e qui inizia Corso Vittorio Emanuele. E qui appena dietro ecco il sentierone. Questo dal 1600 è il passeggio dei bergamaschi che la domenica lo affollano. Qui a fianco il teatro Donizetti dedicato al celebre musicista bergamasco. Ed ora da qui saliamo a scoprire Città Alta. Questo è il viale Vittorio Emanuele, in fondo al quale parte la funicolare che sale lassù. Entriamo in città da Porta Sant'Agostino, è la porta più orientale delle possenti mura venete edificate intorno al 600 dalla Repubblica di Venezia, che mantenne la sovranità su Bergamo dal 400 fino all'800. E questa è Sant'Agostino, una bella chiesa del XIII secolo che ora si presenta in ristrutturazione. Ha una facciata in arenaria tardogotica molto bella. E ci avviamo verso il centro storico da via Porta di Pinta. Questa è la chiesetta di San Michele al Pozzo Bianco. All'interno vi sono dei bei dipinti di Lorenzo Lotto che visse qui intorno al 1500. Ed ecco l'interno quasi completamente affrescato, anche se qualche affresco è parzialmente deteriorato, sono comunque intorno al 1200-1300 tutti gli affreschi. E qui c'è la cappella della Vergine affrescata da Lorenzo Lotto. Lassù l'incontro tra Maria ed Elisabetta, affrescata appunto da Lorenzo Lotto, e qui l'interno della cappella. Questa è la piazza Mercato delle Scarpe. In epoca viscontea ogni piazza prendeva il nome dall'attività che vi si svolgeva. Questa è la bella piazzetta e laggiù in fondo è l'arrivo della funicolare che sale dalla città bassa. Questa è la torre di Gombito, una delle più antiche torri della città del XII secolo. Gombito perché si trovava su una curva a gomito sulle strade che univano il Cardo e il Decumano. Ed eccoci in Piazza Vecchia, il cuore della città antica. Laggiù il Palazzo della Ragione, il bel loggiato con la scalinata e la torre del comune. Questa è la piazza che dà poi l'accesso alla zona basilicale della città. Non poteva mancare lassù il leone a testimonianza della dominazione veneta. E di fronte il cosiddetto Palazzo Nuovo, edificato nel 1500 per chiudere la piazza. Eccola qui.
e se volete una colazione particolare non potete non venire al Circolino. Ed ora in Piazza del Duomo, la cattedrale con una facciata ottocentesca, Santa Maria Maggiore, bellissima ma praticamente priva di facciata, la Cappella Colleoni, tutta costruita con marmi bianchi e rosa, ed il Battistero. Questa è la bellissima abside. E questo è il secondo portale di Santa Maria Maggiore. E questo è l'interno, tutto stucchi e dorature. A Gaetano Donizetti. Questa è la Cittadella, che fu la residenza dei capitani veneti durante la dominazione. Colle Aperto, questa è Porta Sant'Alessandro, la porta più occidentale della città, e qui accanto, se volete mangiare un gelato DOC, dovete venire alla Marianna. Questa è la funicolare che sale a San Vigilio, il colle più alto della città. E questo è Borgo Canale, era il borgo rurale della città esterno alle mura, e da questa ripida salita si scende alla città bassa. All'esterno di Porta Sant'Alessandro, immancabile il leone. Qui da Colle Aperto si snoda il bellissimo e lunghissimo Viale delle Mura, e da qui c'è il panorama grandioso della città bassa e a lato verso le campagne e le colline. Questa è Porta San Giacomo, la porta centrale della città con l'immancabile leone. Qui a fianco le mura, e appena sotto svetta su quel campanile la statua di Sant'Alessandro, il patrono della città. Lì sotto il campanile l'omonima basilica. E per finire non potevo non venire qui. Questo è il portale d'ingresso del famoso Seminari. Questo fu seminario dal 1500 al 1800 e qua dentro c'è un meraviglioso chiostro che adesso andiamo a visitare. Ecco qua, guardate che bello. Qui nel 1800, quando fu aperto il nuovo seminario, qua dentro fecero delle case popolari, e 114 anni fa qua dentro è nata la mia mamma. Eccoci qua, dopo un'ora e mezza è a riposo anche lei. E vado a riposo anch'io. Spero che Bergamo vi sia piaciuta e ci rivediamo alla prossima avventura.